Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, torniamo su GP4, scusate, ho avuto un po' di... Sì, ma è un bel po' che non registro perché sapete che registro quando voglio, adesso ci prendiamo a bomba, anche perché siamo a metà della stagione 2007, non siamo messi bene, abbiamo meno 15 punti da Pippo Massa e rischiamo di non vincere niente per il terzo anno consecutivo, dopo i 4 mondiali vinti. Siamo secondi in qua a Silverstone, incredibile, è una gara sfavorevolissima, prima pole per Raikkonen, però ci siamo, 10 giri, speriamo ci sia la pioggia, anche se sappiamo che Silverstone le dura, Massa sesto, vediamo... Non è prevista pioggia per la gara odierna, cioè è prevista ma dopo, e noi siamo tranquilli. Vai raga, andiamo. Un secondo posto insperato qui a Silverstone, è l'ultima chance secondo me di aprire il mondiale. Super partenza anche. Adesso vediamo se il Fernando Cume riesce ad aprire un mondiale che sembra deciso, perché Pippo Massa, ragazzi, è veramente scatenato quest'anno. 15 punti sono tanti, siamo terzi, c'è veramente Gigi Hamilton secondo, il mitologico Gigi Hamilton alla sua prima stagione in Formula 1. Ora vediamo, qua a Silverstone la macchina sembra buona, non voglio sopportare sfiga, però dopo gare difficili potrebbe arrivare una bella vittoria, speriamo. Solo che abbiamo visto le beffe di quest'anno anche a Indianapolis all'ultimo rettilineo, la macchina fatica negli ultimi giri, proprio le gomme, non lo so, ma ci sono dei problemi, Beppe, ci sono dei problemi. Tanto yellow flag fuori Marcolino Webber, fuori Marchetto Webber. Webber è fuori dai giochi. Subito fuori Webber. Il Cume è a caccia del successo. Sono andato a prendere le statistiche perché da un po' che non gioco, non mi ricordo. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Tanto Pippo è settimo, potrei recuperare tanti punti da Pippo, ma siamo solo al primo giro di 10. E Raikkonen sembra volenteroso di recuperare subito, le Ferrari sono forti ragazzi. Ai box Liuzzi, Kimi, attenzione Kimi, mamma mia, mi sta sverniciando Kimi. Alonso campione in carica con la Renault, è un po' in difficoltà quest'anno, c'è da dire che il Cume non vince nulla da troppo per un campione del genere e McLaren non riesce a fare la differenza. Ha vinto in Ferrari 3 mondiali incredibili, ha vinto in Williams un mondiale con una rimonta a dir poco afrodisiaca, ma il McLaren fa fatica, l'asso italiano. Mamma mia, slittata. Non riesco a prendere, non riesco ad andarmene da Kimi purtroppo. La macchina è buona ma non perfetta. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Kimi. Fastest di Kimi. Pippo è già quinto, ragazzi. Pippo è qualcosa di devastante quest'anno. Pippo Show, signori. Pippo Show. La gara è ancora eterna e Silverstone di solito non è una gara neanche iper favorevole, vedremo. Gara casalinga per la squadra. Cinque decimi di vantaggio. Un secondo, 1 second. Mi manca da una vita una vittoria in solitaria. Sono ricaricato le batterie perché era un po'
Dopo tante gare ero un po' stanco, ma sono pronto a ritornare alla grande. Yellow flag, speriamo Pippo. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Testa coda, ma non è massa. Dai, venezianone. Siamo sempre tra il secondo e non ce ne stiamo andando purtroppo. Mi fanno paura soprattutto gli ultimi 2-3 giri. Abbiamo visto la beffa a Indianapolis lungo. Mi salvo, ma Raikkonen recupera tutto il secondo in una curva. Una McLaren forte, ma non la più forte. Malcume ha già dimostrato tutto vincendo con una macchina molto inferiore sia a McLaren che a Ferrari, alla Williams. Nell'anno del Juan Pablo Cume, yellow flag, speriamo Massa. Noi non siamo sportivi, lo sappiamo, e lo sapete soprattutto. Yellow flag veloce. Pippo il quinto, andrebbe anche bene così per recuperare un po' di punticini irridati. Fuori Wurz, un veterano. Quasi 2 secondi. Il Cume prova a fare le sue leggendarie vittorie così. Dai veneziano, dai. Silverstone, gara sempre dura per noi. Magari questa è la riscossa, speriamo. Quest'anno tante volte è successo però che dominavo la gara anche a Montreal, se non sbaglio, o Montreal, lascia voi la scelta. Una cosa simile. O errori o problemi di affidabilità hanno un po' danneggiato la McLaren di Fernando Cume. Uno e 6 qua perdiamo. Adesso qua guadagno tanto però. Pippo è quinto, Gigi è sesto. Sarebbe perfetto così, ma stiamo zitti, siamo a metà gara. Manca un'eternità purtroppo. Molto bene. Comunque si vociferano voci di mercato di un Cume lontanissimo dalla McLaren nella prossima stagione, staremo a vedere. Il contratto è in chiusura con quest'anno. Anche con una vittoria del mondiale non è sicura la permanenza di veneziano alla McLaren, staremo a vedere. Certo la Ferrari è già coperta, non rimangono molte chance per veneziano, staremo a vedere. Tanto 3 secondi, stiamo massacrando Kimi adesso. Sembra di rivedere il Cume dei tempi d'oro. Buono Kubica terzo comunque. Kovalainen quarto. Pippo quinto. Gigi Hamilton, perché lo sapete ragazzi, non sarà mai Lewis Hamilton ma Gigi Hamilton per gli amici. Quattro secondi, questo è il Cume che vogliamo vedere. Così dal nulla dopo i mesi di riposo sembra un Cume rinato.
ma manca ancora troppo. Molto bene. Fantastic, Kuma, it's fantastic. Ok. 4 secondi e 3. Non possiamo sprecare questa occasione, raga. Just 3 laps to go now. 3 laps. 3 giri alla fine. 5 Unisys sta dominando veramente il Kume. Fernando Kume domina. Alonso ha detto che vuole vincere il secondo titolo consecutivo dopo quello di Renault dell'anno scorso. C'è tensione, ragazzi, faccio fatica a commentare perché ho paura di fare le cagate delle gare precedenti. Certo, posso amministrare comunque un buon vantaggio, anche se sto già perdendo qualcosa. Non molto, ma qualche decimo. Cinque secondi. 2 laps. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 giri alla fine. 5-4. Solo che nei mondiali con questo sistema di punteggio sono favoriti più i piazzamenti che la vittoria. Cosa non bellissima. Molto bene. Dai, manca un giro e qualcosa. Pochi chilometri separano la McLaren e Fernando Kume da un successo importantissimo per rilanciare le ambizioni di titolo mondiale. Gara che strameritiamo, siamo in fuga dal primo millisecondo. Abbiamo mancato la pole per pochi centesimi. Inizia l'ultimo giro. This is your final lap. Final lap of the race. Dai, dominio assoluto oggi. Finalmente oserei dire. Detto veneziano che l'obiettivo di vincere con 3 scuderie diverse è molto affascinante e non si pone limiti. Veneziano vuole battere tutti i record in questa Formula 1 moderna che inizia dal 1998. Ultime curve. Guardate tutti i tifosi per Veneziano, le bandiere italiane che si mischiano a quelle del Regno Unito. Veneziano è amato un po' da tutti, anche se la stampa lo critica molto perché a volte
è un po' eccessivo nei commenti e nel stile di guida, ma se ne fotte il cume. Signori, Veneziano va a vincere il Gran Premio di Silverstone di Gran Bretagna. Yes, torna al sereno per Veneziano. Yuhu! Nice work. Molto molto bene, guardatelo, bello come il sole di notte. Disastro al Nürburgring, che è una gara favorevole, benissimo a Silverstone sfavorevole, malissimo qua, incidente, ultimo posto in griglia, proprio non ho avuto tempo di fare neanche un giro. Malissimo anche Gigi ottavo, che secondo il mondiale, ma deve ancora vincere la sua prima gara in carriera, noi ultimi appunto. Ferrari che dominano con Kimi in pole, speriamo bene, vediamo se è prevista pioggia, non è prevista pioggia, meno male, però sarà durissima. Dai raga, proviamo il miracolo, ma Anti-stall, clutch in and build quest'anno some va rest. così, ho recuperato bei punti ma rischio di perderli già. Chiaramente la partenza è il nostro punto forte, qua posso recuperare anche 10-12 posizioni. You're- Eight. Lo sappiamo, al Nürburgring poi ancora di We're più. in 10th Io position. mi butto e preghiamo. 8th place. P6. We have P6. Partenza a dir poco sublime. Lo sapevo. Ferrari che dominano però, mamma mia, Ferrari show ragazzi. Grande sorpasso con una leggera toccata, ma niente di grave. Vediamo se la macchina è più da gara. Certo, il Nürburgring è una gara favorevole, per me non capisco, ho sbagliato, errore incidente. Ciao, ultimo posto. Sapete che faccio solo un tentativo in qualifica per rendere tutto più reale, perché se comincio ad allenarmi e farne tanti rischio di fare una pole sempre a gara. 4th position. You're in 4th position. 4th position. You're in 4th Che position. sento la macchina veramente scorbutica oggi, il contrario di Silverstone che invece era un guanto. Attenzione, You've bellissimo. moved up to P3. Mamma mia ragazzi, siamo praticamente in mezzo giro, già terzi. La macchina vola, è velocissima, ma oggi soprattutto per il momento non è difficile da guidare ragazzi. La McLaren è difficile. Comunque Pippo vuole la sesta vittoria. Cioè Pippo ragazzi vuole il mondiale, Mai visto un Pippo così. Comunque che rimonta raga, che rimonta in un mezzo giro. Sappiamo che le partenze sono un po' croce e delizia di GP4, nel senso Good job. That was the fastest lap of the race so far. in certe gare posso guadagnare tanto. Sono stato anche bravo, tra virgolette, a non fare incidenti, cosa che a Nürburgring è successa più di una volta. Adesso vediamo se la macchina comincia a prendere confidenza con la macchina, possiamo fare la doppietta e vincere anche qua, Solo che ragazzi, Pippo veramente non ne sbaglia una di gara, Cioè se sbaglia arriva quarto. Tanto Kimi è roba mia. No, non rischiamo. Stiamo facendo un po' il gioco di Pippo. Ma signori, Pippo in questo momento di un'altra ai 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 ai. Sorry Kimi. Second place. You're in second Vai vai place. vai. Penalità, You've penalità. moved down the order into P4. That's P4. Ogni tanto capita ragazzi, poi non gioco da un po'. Chiaramente se beccavo Massa, che è primo nel mondiale, è una penalità più grossa, Lo sapete. Solo che adesso Pippo non lo riprendo più. Non ci voleva sto errore, comunque Raikkonen è indietro nel mondiale, per fortuna. Il vincitore di 2 anni fa. In McLaren, nel primo anno del Cuba, anche in McLaren. You've moved down the order into P4. That's P4. You've moved down the order into Lotta Mark P4. Webber. That's P4. Non l'ho toccato ragazzi, non l'ho toccato. You've moved up to P3. Errore di Webber. Gigi ottavo, crisi nera per Gigi Hamilton. Non l'ho beccato, la potete vedere anche dal replay, non ho beccato Webber. So che sotto pressione ha sbagliato.
Massa è andato, raga, Se non sbaglio posso arrivare secondo. Ma Pippo veramente è di un'altra categoria. Devo superare il prima possibile Kovalainen. Questo è un gran sorpasso. Neanche lui non l'ho toccato, attenzione, non l'ho toccato, Kova. Che sotto pressione sbaglia anche lui. Dropped into P3. P3. Second place. You're in second place. Attenzione che Kovalainen è a lato. Otto secondi da Pippo. Irreale Pippo. Inreale Pippo. Rischio di fare una rimonta leggendaria, ma comunque Pippo Okay, good è pace. davanti. Carry on with the job you're doing. Non ha senso quanto è forte Pippo quest'anno. La Ferrari vuole il mondiale. Pippo vuole il mondiale. Vuole un brasiliano vuole tornare ai vertici della Formula 1 dopo il grande, il leggendario, l'immenso Ayrton Senna. Ragazzi, è ufficiale, serve il ritiro di Pippo. No? Mamma mia. Quanto ho rischiato qua, raga. Perdo, ho guadagnato anche qualcosa, perdo subito tutto. Devo dare tutto, se voglio recuperare, però devo veramente dare tutto. Se guido come so fare posso recuperare. Anche bei duelli con Webber e Kovalainen, assolutamente non li ho colpiti nessuno dei due. L'errore con Raikkonen, ma i commissari mi hanno inflitto una penalità. Qua perdo ovviamente, tanti errori per il Cume perché sto dando tutto, raga. Sto attaccando come un forsennato. C'è poco da fare, serve il ritiro di Pippo. Good job. That was the fastest lap of the race so Giro far. record di Alonso, di Fernando Cume, che dimostra di essere forse il più veloce in questa gara, perché Nürburgring è una gara favorevole, ma le cose non sono andate benissimo. Vedi, la qualifica è importante, è vero che ho recuperato, però intanto Pippo se n'è andato, poi mi sono preso la penalità e ciao. E mo vediamo se ho la velocità e la bravura di poter recuperare in questi 6 giri. La macchina è veloce ma non è stabile al 100%. Però vedo Pippo, signori, 6,4 infatti. Stiamo recuperando tanto. Mamma mia quanto sto recuperando, ragazzi. Che Cume, signori. 5-2. Se non faccio errori nulla è impossibile. Sarebbe una botta tremenda per l'orgoglio e le sicurezze di Pippo. Vediamo. Good job. That was Ancora the fastest giro lap of the race record. so far. Mamma mia, The Legend Cume, signori. Stiamo tornando come i vecchi tempi. Attenzione, Pippo, errori. Pippo è nervoso, errore di Pippo. Bloccaggio di Pippo. Bloccaggio di Pippo. Pippo non è al massimo, Pippo. Ho guadagnato 2 secondi qua, secondo me.
Vediamo se è vero. Infatti l'ho visto a occhio. Pippo ha problemi, ragazzi. Bloccaggio scandaloso di Pippo, ma si vede che ha delle traiettorie un po' così. Non devo sbagliare il corpo a corpo. Devo sorpassarlo quando sono certo. Madonna, Pippo è in gravissima difficoltà, Pippo. Signori, che Fernando Cume. Grossa difficoltà per Pippo. Crisi nera di Pippo Massa, crisi nera di Pippo. Mi ho mangiato 8 secondi in 2 giri e mezzo. Adesso devo solo eseguire il sorpasso alla perfezione. Mamma mia, veramente l'ho massacrato Pippo. Questo è fastest. No, non è fastest in realtà. Gigi ottavo, crisi nera di Gigi Hamilton. You're leading the pack, P1. E mi prendo il sorpasso in maniera anche un po' aggressiva ma pulita. E siamo primi da ultimi, con una penalità anche. Ma sto dimostrando a suon di giri veloci che qua sono il re al Nürburgring. E adesso la macchina deve portarmi a casa. Dai Beppe. Già vediamo 1,3 secondi. Non posso permettermi errori però. Ho fatto la rimonta sulla rimonta, è incredibile. Avevo 8 secondi e qualcosa. No, fin qua veramente sto ipervolando adesso però, Peccato per la qualifica, poteva essere Paul. Ma adesso non posso sbagliare. Just 3 laps to go now, 3 laps. 3 giri alla fine per il talento veneziano e il talento di Oviedo. Yellow flag, ma non è Pippo. Yellow, ma non è Pippo. Comunque yellow flag veloce. Ancora yellow flag. Guarda quanto sto dando. Cioè ragazzi, ma veramente non c'è storia oggi, Se a Silverstone ce la siamo giocata, qua massacro. Sto pagando purtroppo dei piazzamenti un po' negativi, ma che in realtà di podi ne ho fatti anche tanti. E che Massa, ragazzi, ha fatto cose sublimi in questo inizio di mondiale. Mamma mia. 2 laps left. Next time by will be your final lap. 2 giri alla fine. Per cercare di portare a casa la seconda vittoria consecutiva, la quarta di questa pittoresca stagione per il momento. Con Hamilton che è in crisi adesso. Insieme alle stelle in una gara che amo, il Nürburgring.
Veramente Massa l'ho umiliato. Dominio McLaren. Ma non è ancora finita. Non è ancora finita, Beppe. Inizia l'ultimo giro. This is your final lap of the race. Gigi sempre ottavo. Dai fiori, dai. No? Mamma mia. Dai, andiamo a casa, Beppe, portiamola a casa. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Fuori Nico, fuori Nicolino Rosberg o Rosbiff. Il Cume sta pitturando oggi, A parte la sbavatura con Kimi, ma ho dimostrato, ragazzi, che veramente 2 gare splendide, questa devastante. Ho massacrato la concorrenza e adesso Massa deve tremare. Il 4 volte campione sembra essere tornato. Signori, il Cume va a vincere il Gran Premio del Nürburgring. Yes, yes, yes. Nice work. Yes. That's P1. Race win. Well. Raga, andiamo a vedere la classifica. Abbiamo mangiato tantissimo. Siamo a -7 da Pippo Massa, 66 Massa, Veneziano, Alonso 69, Hamilton, crisi nera 58. Poi via tutti gli altri. Nella costruttori stiamo abbastanza dominando alla grande. Con la Ferrari comunque indietro. Come vittorie siamo pochissimi hanno vinto. 5 Pippo, 4 Cume Alonso, 1 Fisico. Poi invece Pippo 3, che Raikkonen, Hamilton, Veneziano e Alonso 2, Nick Heidfeld 1, quindi comunque la Ferrari domina. Comunque su 10 gare 4 vittorie, ma soprattutto 7 podi. Sono costante, raga, ma Pippo ancora di più. Raga, un saluto al Comandante Veneziano mondiale che si riapre in maniera scandalosamente meravigliosa. Ciao!